Domani a reti unificate Media Nord-Est seguirà in diretta a partire dalle 14 la commemorazione dei 50 anni del terremoto del Friuli, che avrà il culmine nella Santa Messa celebrata dal presidente della CEI, cardinale Matteo Maria Zuppi, a Gemona. Momento più intimo e spirituale del programma commemorativo che culminerà mercoledì con la presenza in Friuli del presidente della Repubblica Mattarella e della premier Meloni. In questi giorni i ricordi e le testimonianze che rimandano a mezzo secolo fa si susseguono. Monsignor Ettore Mannati racconta così la decisione di partire subito per le zone colpite dal sisma immediatamente dopo la prima scossa. E verso le 5 siamo partiti con i giovani della FUCI avevo chiesto a Coccolin, signor Coccolin, che allora era l'amministratore apostolico, e mi ha detto va, e quindi siamo andati, e ricordo che lì poi verso le 6 siamo andati lì come si chiama, all'arcivescovado di Udine, e ci hanno indicato 2 punti o su a Tarcento o verso Nimis. Siamo arrivati a vedere il disastro di queste case distrutte, le persone in strada, il terrore. Don Ettore tiene a sottolineare un aspetto particolare di quei giorni e dei mesi successivi, la gara di solidarietà partita dalla nostra città. Abbiamo poi coinvolto anche i cassa integrati della Vetrobel, che sono venuti su con noi, e il comandante di Via Rossetti ci ha offerto poi una grande tenda e la cucina da campo e anche una jeep con conducente. Cioè c'è stata da parte di Trieste una grandissima generosità. Una solidarietà che col passare del tempo divenne sempre più concreta. In giro di 6 mesi più di 1800 persone di Trieste sono venuti, tra artigiani, tra di tutto, muratori, studenti, anche medici. Camerini gli aveva dato l'opportunità di un piccolo ospedale da campo. Una tragedia immane, sottolinea Don Mannati, da cui scaturì anche un germe di fratellanza che egli ancora adesso ricorda con commozione. Abbiamo trovato la popolazione del Friuli, popolazione provata, ma anche poi che si è lasciata coinvolgere, e abbiamo creato veramente, si dice così oggi, non solo un gemellaggio, ma una vera fraternità.